E di certo l'Akragas visto a Mazara è stato parecchio sfortunato. Una traversa e un palo, diverse occasioni da rete sventate dall'ottimo portiere canarino Iacono ed un paio di imprecisioni sotto rete. Purtroppo questo pari, anche se la compagine dei Templi mantiene l'imbattibilità, consente al battistrada Dattilo di allungare in classifica, portando i punti di vantaggio a 6 ed è al Canicattì, vittorioso con il Pro Favara, di scavalcarla sostituendosi al secondo posto. Sicuramente il campionato è tutto da vivere e può succedere di tutto, ma per vincere il campionato occorrono anche le vittorie esterne. Ritornando alla gara del Nino Vaccara, Mazzara ed Agragas, che hanno dato vita ai primi 45 minuti elettrizzanti, veloci e battaglieri. Le due squadre si sono affrontate senza troppi timori reverenziali e il pubblico presente ha apprezzato il gioco espresso dai due opposti schieramenti. Poi arriva l'occasione più ghiotta del primo tempo. Licata si accentra, trova libero allo specchio della porta ed effettua un gran tiro, che sembrava destinato in fondo alla rete, ma il pallone si stampava contro l'incrocio dei pali. In precedenza il portiere di casa Iacono aveva sventato un paio di grossi pericoli. Nel secondo tempo l'Akragas scongiura un grosso pericolo portato avanti dalla Mazzarese Messina, che in area biancazzurra riesce a superare Paterniti con un tiro angolato. Un difensore biancazzurro evita la capitolazione grazie all'intervento sulla linea. Al 74esimo ancora i legni della porta mazzarese dicono no ad una conclusione di Biondo. Il pallone balla sulla linea e termina sul fondo. Uno 0-0 a Mazzara non so se era nelle vostre previsioni. No, nelle nostre previsioni c'è sempre di vincere, poi ovviamente c'è sempre un avversario da rispettare. Questo Mazzara è una bellissima squadra e intanto volevo ringraziare Marcelo Mazzara Calcio per l'ospitalità, perché è sempre un piacere venire a Mazzara dove si vive lo sport in senso pieno, quindi è la cosa più importante della partita. Ritengo potrò essere ritenuto di parte, ma penso che i punti di pareggio ci sta un po' stretto. Abbiamo preso due traverse, abbiamo esercitato soprattutto nel primo tempo una supremazia territoriale netta e con un pizzico di fortuna avremmo potuto vincere la partita e non penso che avremmo rubato nulla, però accettiamo il verdetto del campo, continuiamo la nostra corsa, restiamo imbattuti, che è sempre un dato molto importante, e comunque un punto a Mazzara non è da buttare. Con un po' di incisività in più in avanti, con un po' più di precisione e di fortuna, perché il tiro di Taormina ha preso la parte alta e la traversa, ha battuto sulla riga e è uscito, magari oggi potremmo raccontare un'altra partita, però bisogna accettare il risultato del campo e contro questo Mazzara non è da buttare. Cosa vuole dire da questi microfoni ai suoi tifosi dell'Akragas? Abbiamo visto che a fine partita vi siete raccolti tutti con la vostra tifoseria ingradinata. È ormai una consuetudine dentro e fuori casa, un minimo di rapporto con i tifosi, ed visto che ci seguono sempre in massa ovunque. Io dico semplicemente di stare tranquilli, è normale che l'Agrigento ambisce a tornare al calcio che conta, però bisogna ricordare che a giugno eravamo in promozione e io ho preso una società che non aveva né giocatori né una struttura societaria né tifosi. Oggi abbiamo una squadra, penso di tutto rispetto, una dirigenza costituito da un gruppo di amici e una tifoseria che è ritornata in massa all'Esseneto e ci segue pure fuori casa, quindi comunque abbiamo ottenuto il ripescaggio e oggi lottiamo per la Serie D, quindi non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo. Se perdiamo questa identità e cominciamo a diventare presuntuosi perché ci chiamiamo Agragas, non abbiamo capito nulla, dobbiamo essere umili e capire che ci sono altre squadre ben attrezzate, che le partite si possono vincere e perdere. Io contemporaneamente live guardavo la partita del Dattilo e per esempio ho constatato che il Misilmeri con un po' di fortuna avrebbe potuto pareggiare la partita, che ha preso le traverse, poi all'ultimo in una ripartenza ha fatto il 3-1, quindi al momento devo dire che molti episodi ci girano male. Qualcuno è stato favorevole come con Dattilo, la Franca Caldese abbiamo segnato all'ultimo, però i conti si fanno alla fine, l'importante è muovere sempre la classifica, andare avanti e non abbatterci. L'importante è questo, essere sempre sul pezzo, perché penso che di invincibile in questo campionato non c'è nessuno e squadre come Real Madrid e Barcellona non fanno l'eccellenza. È chiaro che sono due squadre che si scontrano e poi ognuno tira per sé, fa la propria partita. È chiaro che io quello che ho visto
dal primo minuto, ai primi 5-6 minuti, il Mazzara ha giocato a perdere tempo, a cercare di rallentare il nostro gioco. Noi ci siamo anche sbilanciati, qualche volta abbiamo mostrato un fianco, qualche volta ci hanno preso in contropiede, non abbiamo subito un vero tiro in porta, noi abbiamo calciato, abbiamo sbagliato dei gol. Responsabilità nostra non averla vinta, però mi sembra normale che ci sia uno scontro, anche fisico in campo. Questo è il gioco del calcio. Altri atteggiamenti non ne capisco io. Ed è normale che quando tu attacchi sempre qualche contropiede lo devi subire, perché non è che siamo magici. E poi è una squadra che è stata formata sì, per arrivare nelle prime posizioni, ma ce la giochiamo con tutte, non disegniamo di giocare, però oltre a questo non è che possiamo permetterci di dire noi siamo l'Agrega e vinciamo per forza, assolutamente. Ancora il campionato è lungo, a parte è lungo, ma poi quando ci si scontra con le squadre, specialmente quando vai fuori casa, ognuno vuole ben figurare, fa la propria partita fisica, tecnica e come la vuole impostare il proprio allenatore, quindi mi sembra normale che sia tutto così. A volte si vince, a volte si perde, a volte noi non abbiamo mai perso fino adesso, per dire, no? Eppure per pareggi fuori sembra quasi che hai fatto una mancanza, quindi sono situazioni un pochettino in questi campionati che lasciano un po' il tempo che trovano.